E a questo punto ascoltiamo l'esperienza di un'altra regione, di un'altra provincia, con il presidente di IPES di Bolzano, il dottor Gianfranco Minotti, che inviterei a raggiungermi. Buongiorno, benvenuto. Parliamo del percorso e della qualità del suo istituto nell'ambito costruttivo e manutentivo. Sì. Io non lo so se lei ha preparato anche lei delle slide per spiegare. Sì, prego, allora con il telecomando. Così. Ho preparato delle slide, intanto buongiorno a tutti, ringrazio per questo invito, è veramente un grande piacere essere qui. È anche un grande onore, insomma, no? Perché questo è un evento importante e il fatto di essere chiamati qui, insomma, la considero veramente un grande onore per noi. E non sono il presidente, sono il direttore tecnico dell'IPES di Bolzano, il presidente nostro è qui in sala, di conseguenza non... Ma il nome è giusto? Ho sbagliato qua. E niente, la preparazione di questo intervento mi ha dato anche la possibilità di fare tutta una serie di riflessioni su quello che è stato il nostro percorso in questi ultimi 30-40 anni, diciamo, di azienda a casa e soprattutto in prospettiva di quello che saranno, come si diceva prima, i prossimi interventi, le prossime filosofie di intervento. Però una retrospettiva verso quello che era stato fatto è sempre utile proprio per comprendere i vari passaggi che sono stati fatti. E mi sono fatto la domanda su quale poteva essere stato il primo intervento significativamente innovativo, significativamente sostenibile. Adesso lo usiamo tanto la parola sostenibile, allora non si usava, no? E effettivamente sono andato indietro nel tempo, quando negli anni '80 stavamo realizzando l'operazione edificatoria più importante della nostra storia, perché abbiamo demolito e ricostruito un quartiere costruito negli anni '30, realizzando 1600 appartamenti. Ecco, la scelta che io considero fondamentale di questo intervento qual è stata? È stata quella che invece di andare a realizzare 30-40 centrali termiche, per esempio, sotto ogni edificio, abbiamo portato avanti l'ipotesi di realizzare un'unica centrale termica, per cui dando vita a un impianto di teleriscaldamento ubicato molto al di fuori del quartiere praticamente, nel senso che vediamo nella slide adesso, abbiamo posizionato questa centrale termica nella parte bassa della slide che andiamo a vedere a circa 3 km dal quartiere, per cui una rete di teleriscaldamento, una centrale di circa 31 megawatt con 5 caldaie all'interno praticamente, e in questo modo praticamente avevamo un'unica gestione dell'impianto, un grande controllo di quelli che potevano essere le emissioni dei fumi e la gestione dell'impianto stesso, e abbiamo sollevato il quartiere da tutta una serie di emissioni. Scelta che si è rivelata sicuramente positiva nel tempo. Allora eravamo guardati con molto scetticismo, perché in effetti si trattava di far circolare avanti e indietro circa 1 milione di litri d'acqua praticamente, no? Perché avevamo circa 10 chilometri di rete di tubazione. E la seconda parte che abbiamo trovato effettivamente innovativa è stata quella che all'interno del quartiere tutte le infrastrutture, per cui dal teleriscaldamento all'acqua potabile, alla fognatura, alla rete dello smaltimento delle acque piovane, le infrastrutture elettriche e telefoniche fossero posizionate praticamente all'interno di un canale di servizio. Sono 3,5 km di canale di servizio completamente percorribile a piedi, ispezionabile, in modo da evitare nel futuro praticamente che cosa? Ogni intervento di riparazione che comporti poi la demolizione, la rottura della strada o quant'altro, lasciando tutte le infrastrutture praticamente all'interno di questo canale. Ecco, questa ipotesi praticamente, che allora effettivamente forse aveva destato molte perplessità, devo dire che poi è stata ripresa, perché oggi la città di Bolzano praticamente è servita già al 30% dalla stessa rete che avevamo realizzato noi negli anni '80, che poi è diventata successivamente poi di proprietà della azienda che gestisce l'energia praticamente nella nostra città, insomma, per cui una scelta che si è rivelata vincente. Ecco, da lì è nato tutto un movimento anche interno praticamente, per cui abbiamo iniziato a porci tutta una serie di domande effettivamente su quello che poteva essere un concetto di sostenibilità. Parliamo degli anni '90 in cui queste cose ancora effettivamente non erano sicuramente all'ordine del giorno.
L'altro incontro fondamentale è stato quello con la bioarchitettura. A Bolzano viveva l'architetto Ugo Sasso, che era il presidente dell'INBAR, la società di bioarchitettura praticamente, e abbiamo iniziato a fare tutta una serie di discussioni su che cosa poteva significare andare ad introdurre dei concetti di bioarchitettura in un contesto di piano di attuazione normale. Per cui all'interno dello stesso quartiere che abbiamo visto prima abbiamo provato a lanciare questa sfida di realizzare questo edificio secondo più principi possibili della bioarchitettura. Di che cosa si trattava sostanzialmente? Tre concetti fondamentali. Il primo era quello di dire facciamo in modo che per la costruzione di questa casa vengano fatti meno danni ambientali possibili, per cui materiali che abbiano un ridotto costo di produzione, che si trovino nelle vicinanze. Allora il concetto chilometro zero non c'era ancora, ma di fatto erano già queste le basi praticamente, e che praticamente sia possibile riutilizzare e riciclare nell'eventualità di un recupero dell'edificio. Primo concetto. Secondo concetto è quello della responsabilità sull'ambiente, per cui ridotte emissioni, ridotti consumi di energia termica. Il concetto che faceva prima uno dei primi relatori sul riutilizzo delle acque, ad esempio per le colonne di scarico dei VC, cioè di non utilizzare l'acqua potabile per le colonne, l'abbiamo utilizzato in questo edificio facendo dei bacini di raccolta delle acque piovane praticamente riutilizzate poi per i VC. Terzo concetto è quello della qualità all'interno degli alloggi, per cui ridotte emissioni, cioè materiali che dessero pochissime emissioni dal punto di vista dell'ambiente, per cui materiali, allora si iniziava a parlare di materiali ecologici, per cui per esempio le vernici all'acqua nei pavimenti in legno al posto delle altre tipologie di vernici. Il fatto stesso di riutilizzare edifici con ridotto inquinamento di tipo elettrico e magnetico, nel senso che anche qui abbiamo evitato tutta una serie di circuiti elettrici che potessero dare questo tipo di inquinamento, solai in legno e muratura portante in laterizio praticamente. L'ultimo passo è stato quello proprio di andare quasi a selezionare le persone che andassero ad abitarci, perché effettivamente l'edificio non era con gli stessi standard degli edifici normali che andavamo a fare, per cui abbiamo cercato di coinvolgere le persone che avevamo in graduatoria e di andare a spiegare l'edificio nel quale andavano ad abitare, insomma, no? E questo è stato Questa esperienza com'è stata? È stata estremamente positiva, ma soprattutto è stata positiva perché internamente si è sviluppato proprio questo concetto che non abbiamo chiamato di sostenibilità, ma abbiamo chiamato di qualità dell'abitare. È nato un percorso interno praticamente di qualità dell'abitare, per cui abbiamo detto ci dobbiamo come azienda riappropriare del diritto di committenza. Questo vuol dire che abbiamo elaborato internamente tutta una serie di direttive di progettazione che fornivamo ai nostri progettisti, perché noi abbiamo lavorato sempre in questi anni come filosofia proprio quello di appoggiarci ai professionisti esterni. Abbiamo realizzato un catalogo di particolari esecutivi, lo vediamo nelle slide adesso praticamente, per cui siamo andati a selezionare tutti quelli che potevano essere i principali nodi di un edificio, risolvendoli una volta per tutte, cioè è uno strumento poi vivo perché soggetto a continue correzioni e interpretazioni, però in questo modo il professionista non andava a riproporti i suoi particolari tecnici, no, glieli fornivamo già noi e questo è stato effettivamente molto apprezzato. Il terzo concetto è stato quello di andare già a selezionare a priori le tipologie di materiali che dovevano essere utilizzate, per cui andare a standardizzare, riprendo il discorso di prima, proprio la tipologia di materiali che andavamo ad utilizzare. L'ultimo concetto è proprio stato questo: nel percorso di qualità praticamente il ricorso al concorso di progettazione, cioè non andare a cercare il miglior architetto attraverso una gara di servizi, ma il miglior progetto per quel contesto abitativo. Il secondo passaggio a livello della realizzazione qual è stato? Oggi gli appalti vengono fatti tutti a qualità, allora abbiamo imposto che venissero fatti già tutti a qualità anche nel periodo di massimo ribasso, chiedendo
alle ditte che partecipavano agli appalti la realizzazione di un campione a 1:1 di una tipologia praticamente di un nodo dell'edificio. Qui vediamo alcuni particolari di questi campioni perché erano poi soggetti a valutazione da parte delle nostre commissioni. In questo modo noi arrivavamo a selezionare le imprese che partecipavano ai nostri appalti perché erano consapevoli della tipologia di intervento che andavano a realizzare, e i nodi che venivano proposti praticamente ci davano anche la garanzia che questa analisi anche venisse fatta in modo corretto. Sì, no, le volevo chiedere questo, cioè la risposta, lei ha detto che siete andati quasi a scegliere comunque attraverso le graduatorie chi poi sarebbe andato ad abitare in queste case. Ecco, qual è stata la risposta di questi inquilini, di queste famiglie, nel senso che si sono sentiti, come dire, più responsabilizzati, diciamo, rispetto a un altro contesto? Questa è la prima domanda. La seconda, ascoltando il suo intervento, e mi pare che siate molto, come dire, proiettati verso l'innovazione, quali sono, se ne avete, progetti futuri altrettanto ambiziosi? Sì, allora, tornando al primo discorso, sì, abbiamo le famiglie con le quali abbiamo dialogato per arrivare, effettivamente erano già diciamo predisposte verso un concetto così ecologico del vivere, insomma, no? C'è una grossa tradizione, in particolare nel mondo tedesco da noi, no? Che si richiama a tutta questa serie di principi, però effettivamente anche tutte le altre famiglie, sia gli anziani che sono entrati, effettivamente hanno assolutamente condiviso questo spirito, insomma, no? È stato anche un momento di formazione anche, no? Nei confronti della gente. Per il futuro lo vediamo nell'ultima slide, no? Faccio ancora un piccolo percorso, sì. E poi cosa è successo? Nella provincia di Bolzano è arrivata Casa Clima. Casa Clima ha rivoluzionato il mondo dell'edilizia, non solo in provincia di Bolzano, ma in tantissime altre regioni d'Italia, per cui ha imposto degli standard energetici estremamente elevati. La classificazione degli edifici in classe A, classe B, praticamente in una fase iniziale è nata come volontarietà a livello costruttivo, poi dal 2004 è diventata obbligatorio, per cui tu costruivi sia privato sia pubblico in provincia di Bolzano dovevi raggiungere quantomeno questo standard B, perché sono la famosa casa da 5 litri. Il percorso che abbiamo fatto è stato quello di interpretare maggiormente questa normativa e di arrivare praticamente anche volontariamente a realizzare questo che è il primo edificio in classe A, praticamente la casa da 3 litri realizzato a Bolzano. Sono 28 alloggi dove abbiamo introdotto un primo concetto di ventilazione controllata, per cui una ventilazione controllata attraverso una rete di scambio delle tubazioni dell'aria portata poi all'interno degli alloggi, con la possibilità volontaria da parte dell'inquilino di accenderla o meno, insomma, no? Questo ha comportato un grossissimo miglioramento a livello proprio di qualità dell'aria all'interno degli alloggi, perché riesci a vivere all'interno senza necessariamente dover aprire le finestre e avendo una umidità e una ventilazione effettivamente controllata, oltre al contributo dal punto di vista del risparmio energetico. Siamo passati poi in questo percorso, ci siamo messi in contatto con forse quello che era il Gotha delle istituzioni germaniche, il Passivhaus Institute di Darmstadt praticamente, che ci ha portato a realizzare questa prima casa passiva italiana con consumi praticamente inferiori a meno di 15 kWh a metro quadro anno, cioè la casa da 1,5 litri. Questo vuol dire consumi estremamente ridotti, con materiali già allora, considerata il periodo, estremamente importanti, serramento col triplo vetro praticamente e spessori di isolamento che arrivavano ai 28 centimetri, insomma, no? Per cui un edificio importante, ripeto, poi sperimentale, non era questo lo standard, perché poi alla fine del discorso il percorso noi l'abbiamo fatto, però nello stesso tempo abbiamo considerato il nostro standard, quello effettivamente previsto dalla normativa, che è lo standard Clima B. Questo anche perché questi consumi sono teorici, anche Casa Clima li dà come teorici
e poi la componente umana è quella che poi fa la differenza. Non avremmo un casa clima B che consuma meno di 50, non ce l'abbiamo nella realtà, ma in realtà i consumi sono sempre maggiori. Perché? Perché la componente umana è quella più difficile da gestire. Perché se io mi imposto il termostato a casa a 24-25 gradi, tanto spendo poco lo stesso, perché la casa è molto performante, è chiaro che non potrò, è come quando con la macchina mi dicono consuma il 5, poi vado a 140-150 e non ho questi consumi. Siamo passati ad intervenire in un quartiere estremamente importante, per cui al di là dei piccoli interventi a Bolzano abbiamo fatto questo intervento dal 2007 al 2011, sono circa 500 appartamenti nostri e 500 appartamenti del mondo cooperativo in quella che poteva essere una zona alla periferia della città già penalizzata da tutta una serie di infrastrutture, perché avevamo l'autostrada, avevamo la linea ferroviaria, l'inceneritore e quant'altro, cercando di trasformare queste difficoltà invece compensandolo con quella che avevamo chiamato in modo forse anche un po' altisonante l'eccellenza abitativa. Per cui edifici obbligatoriamente ci eravamo imposti noi di portarli già in casa clima A praticamente e abbiamo cercato attraverso i concorsi di progettazione effettivamente di arrivare a dei risultati praticamente di altissima qualità costruttiva. Queste sono immagini reali che abbiamo fatto praticamente alla fine di uno di questi 4 castelli che abbiamo realizzato in pratica, per cui un intervento estremamente importante. È finito nel 2011, sono 500 appartamenti suddivisi in questi 4 castelli. Proseguendo nel percorso di approccio, la prima casa in legno con un consumo, la casa clima la chiama la casa clima Gold Nature praticamente, consumo inferiore ai 10 kWh/m² anno e primo intervento massiccio con l'utilizzo del legno. Strutture, solai e componentistica praticamente realizzate in legno. Siamo partiti con i 4 alloggi in un piccolo comune fuori dalla città praticamente anche per capire a livello manutentivo che cosa avrebbe comportato realizzare una casa in legno e devo dire casa finita effettivamente ormai da 7-8 anni, chi ci abita, se uno va a trovare chi ci abita non si rende conto dall'interno che è una casa in legno praticamente, non ha queste difficoltà. Anche qui ventilazione controllata, grande impiego praticamente tecnologico di componentistica. Una rapida scorsa agli ultimi interventi che abbiamo fatto poi successivamente, per cui l'attenzione al territorio molto importante praticamente proprio perché effettivamente è un territorio delicato, il nostro è un territorio di montagna, per cui interventi sempre figli di concorsi di progettazione. Punto proprio l'accento sul fatto del concorso perché è quello che ci ha dato la possibilità di scegliere di volta in volta il miglior progetto per quello contesto abitativo. Qui siamo a Naturno, è il recupero di una vecchia casa di riposo, questi sono 4 alloggi nel comune di Andriano, qui abbiamo ad Appiano 16 alloggi e poi Tesimo 7 alloggi. Se riesco ad avere ancora un po' di tempo parlo del recupero perché di fatto 2 minuti. Cercherò di fare il possibile. Un intervento di recupero estremamente importante, 106 appartamenti realizzati negli anni 70 praticamente. Questo dove? A Bolzano in città, dove abbiamo introdotto il concetto, grazie anche alla normativa urbanistica del bonus di cubatura, è stato il nostro primo intervento di sopraelevazione, per cui siamo andati a realizzare 10 appartamenti agli ultimi piani e abbiamo fatto un intervento di ristrutturazione estremamente pesante. Io penso che qui siamo arrivati al limite della compatibilità fra presenza dei nostri inquilini all'interno degli appartamenti e tipologia di intervento, per cui abbiamo rischiato veramente di superarlo, abbiamo trasformato completamente l'edificio. Qui volevamo dare effettivamente questa immagine di edificio anche tecnologico, questa è la facciata solare che abbiamo realizzato sul lato sud in pratica e l'edificio era caratterizzato da tutta una serie di parapetti e di elementi in calcestruzzo che si stavano andando a degradare, perché effettivamente abbiamo scoperto dopo tanti anni che il calcestruzzo si degrada, per cui siamo intervenuti proprio cercando nello stesso tempo anche di modificare radicalmente anche l'aspetto. Siamo andati a fare tutto quello che poteva essere possibile fare praticamente in questo caso. L'intervento di sopraelevazione di fatto non abbiamo aumentato l'altezza, ma abbiamo in pratica raddrizzato la copertura, l'abbiamo realizzato interamente in legno praticamente.
Il grosso dell'intervento è stato quello di demolire tutta la struttura in calcestruzzo. Voi vi immaginate questo edificio di 106 appartamenti dove progressivamente siamo andati a demolire tonnellate e tonnellate di calcestruzzo con la presenza di 100 famiglie che ci abitavano sotto praticamente, per cui abbiamo messo a dura prova i nervi di chi abitava, ma anche i nostri, devo dire, perché effettivamente è stata un qualche cosa che... Qui vediamo un esempio di taglio della parte della soletta di copertura, e chiaramente bloccando gli ascensori perché abbiamo dovuto prolungarli fino all'ultimo piano, insomma, per cui abbiamo realizzato tutta una serie di impianti sia fotovoltaici sia termici in pratica, per cui abbiamo aumentato l'utilizzo delle fonti alternative e abbiamo cambiato tutte le infrastrutture, tutte le colonne, tutte le montanti, prolungando quelli che erano i vani scala in pratica e integrandoli in quella che era la progettazione. Insomma, un intervento pesante, l'abbiamo finito da un paio d'anni, ma per noi ha rappresentato tantissimo a livello di esperienza e a livello di impatto sulle procedure per i nuovi interventi. Abbiamo aggiunto questo particolare del monitoraggio perché il progetto era inserito in un contesto di progetto europeo che metteva l'attenzione sul monitoraggio. Torniamo al discorso precedente, dobbiamo andare a capire perché la gente consuma di più. Nel 40% di questi appartamenti abbiamo realizzato un sistema di rilievo, per cui 7 indicatori per ogni alloggio, che andavano dalla temperatura al livello di umidità, al consumo energetico, al consumo elettrico, e i dati venivano trasmessi praticamente e riportati all'interno degli alloggi in un tablet che è stato installato in circa 40 appartamenti. Qui lo vediamo, praticamente ti dà istantaneamente che cosa? Quanto stai consumando di riscaldamento e di energia elettrica, che livello hai di umidità all'interno degli alloggi. Se l'umidità è troppo alta ti arriva questa alert, questo segnale rosso e ti dice guarda che devi ventilare maggiormente perché l'alloggio è troppo umido, oppure devi aprire le finestre perché hai una concentrazione troppo alta praticamente, per cui devi... Siamo stati penalizzati in questo percorso di intervento dalla normativa sulla privacy, perché sembrava che questa trasmissione di dati, di consumi, creasse dei problemi al nostro garante della privacy. Sta funzionando, ma ha avuto veramente notevoli ritardi, insomma. Comunque l'avete applicato. L'abbiamo applicato. Guardiamo al futuro, diceva prima, è nato questa ipotesi anche successivamente a quella che è stata la tempesta Vaia del 2018, per cui questo riutilizzo del legname che avevamo e oltre ad altri, tutta un'altra serie di concetti chiaramente di sostenibilità del legno, insomma siamo regioni alpine, per cui questo utilizzo di materiale, siamo partiti con questa idea di realizzare l'edificio in legno in un quartiere nuovo, edificio in legno che dovrebbe diventare, ma non l'abbiamo fatto per quello, l'edificio in legno più alto praticamente d'Italia, per cui sono 10 piani di legno, e abbiamo fatto un concorso di progettazione al quale hanno partecipato 57 studi italiani ed europei, selezionandone il vincitore che sta lavorando. Siamo in fase di concessione edilizia e il prossimo anno dovremo riuscire ad iniziare a lavorare e portare questa tipologia di progetto avanti. Grazie. Io avrei finito. E complimenti. Grazie. Perché comunque ci ha dato uno spaccato davvero interessante di quello che state facendo. È stato condensato molto, ma sperando che sia arrivato il messaggio, insomma. Grazie. Senz'altro è arrivato. Grazie. Grazie, direttore.